Argomento per anni è stato il centro propulsivo di un'intera comunità, ma l'ultima nevicata lo ha fatto accartocciare su se stesso, piegando i pali d'acciaio e squarciando la copertura. Il sopralluogo stamane al campo sportivo di Rasai di Serenda il Grappa nel Bellunese per il capogruppo del PDL in Consiglio regionale del Veneto Dario Bond e per il dirigente della Protezione Civile del Veneto Roberto Tonellato, che accompagnati dagli amministratori comunali hanno potuto toccare con mano quanto successo l'inverno scorso sulla tensostruttura che è crollata sotto il peso del manto nevoso. Io sono rimasto impressionato da vedere tutti i ferri piegati di quella struttura che era, dico, il punto di riferimento delle castagnate, di tante feste di giovani, di tanti riferimenti, del punto della protezione civile nel caso di calamità e di altro. Lì bisogna fare qualcosa e quindi in qualche maniera abbiamo dato rassicurazioni nella limitatezza di un bilancio regionale, ma la regione c'è con il suo presidente, con l'assessore alla protezione civile, con io stesso, ma anche con la struttura della protezione civile. Adesso bisogna seguirli nell'iter per realizzare quanto prima un nuovo stabile ancora più sicuro. Qui c'era un capannone che era durato 8 anni, che avevano finito di pagare i debiti, il volontariato locale. Quest'anno è caduto tutto a causa delle nevicate che ci sono state all'inverno e adesso hanno già un preventivo per realizzare in fissa tutta la struttura. La Proloco, in modo particolare il suo delegato De Boni Silvio, ha già il preventivo e cercheremo insieme di comune accordo di portare avanti tutta l'iniziativa per fare in modo che ad agosto sia tutto dentro. La Regione ci è impegnata in questo senso, tante volte si sente distante, invece oggi abbiamo avuto un incontro sicuramente proficuo che speriamo che porti frutti per il futuro.